Contro i tedeschi l'Italia gioca una semifinale epica, vinta 4-3 dopo i tempi supplementari. Spagna, 11 luglio 1982. Lo stadio Santiago Bernabéu di Madrid ospita la finale mondiale Italia-Germania. Rossi, Tardelli e Altobelli infilano 3 gol in questa porta. È una cosa straordinaria, cioè, per uno che fa la professione di calciatore arrivare a 21 anni, avevo 21 anni allora, in nazionale era come veramente vestire la maglia azzurra, era il sogno che avevo fin da bambino e che si stava realizzando, comunque una grandissima emozione. Bene o male le squadre di club in qualche maniera dividono, perché c'è chi è tifoso della Juventus, chi dell'Inter, chi del Milan, chi della Roma, cioè la nazionale unisce tutti e vestire la maglia azzurra vuol dire rappresentare tutti quanti e tutta l'Italia. I ragazzi del 34, 38, del 1982, i giovanotti di Pozzo e Bearzot, atleti della pedata saliti in cima al mondo contro ogni pronostico. Dopo gli anni 90 e la maledizione del dischetto per i mondiali persi a causa di un rigore, gli azzurri di Lippi riconquistano quella coppa tutta d'oro e lo fanno nel momento più difficile della storia del calcio italiano, sconvolto da Calciopoli.